Torna, dopo lo stop imposto dalla pandemia, la tradizionale fiera dei vini di Corno di Rosazzo. 5 giorni tutti da vivere tra degustazioni, enoturismo, la mitica e unica grigliata come una volta e tanto divertimento. Il tutto all'aria aperta, di giorno e di notte, anche in caso di pioggia. Se sei un vero adoratore di Dio Bacco, a Corno devi andare perché chi beve solo acqua ha un segreto da nascondere. Fiera dei vini a Corno di Rosazzo, ingresso libero. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto per quanto riguarda l'informazione su friulitv.net con le audio notizie del pomeriggio. Dunque andiamo a vedere un po' gli aggiornamenti di cronaca. Partiamo subito con una notizia di Nera per dire che tragedia ieri sera nella laguna di Marano, nei pressi dell'isola di Sant'Andrea, una gita fuori bordo in barca tra due amici. All'improvviso l'uomo al timone, Lorenzo Mauro, 71 anni di Latisana, è stato colto da balore e il natante si è rovesciato finendo tutti e due in acqua. L'amico si è salvato mentre il timoniere è deceduto. Sul luogo della tragedia la motovedetta della Guardia Costiera di Monfalcone, l'elicottero Drago del reparto volo dei Vigili del Fuoco di Venezia e l'ambulanza del 118. Inutili tentativi di soccorso da parte del personale sanitario. E adesso andiamo a vedere i numeri del Covid in regione, che ci sono appena giunti. 557 nuovi contagi nella giornata odierna, con il bollettino regionale sul Covid che registra anche i decessi di 5 persone. Relativamente alle nuove positività, su un totale di 3.361 tamponi molecolari, sono stati registrati 128 nuovi contagi, 2.383 invece i test rapidi antigenici, 429 casi, una persona ricoverata in terapia intensiva, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti scendono a 84. E devo chiudere con lo sport, mi abbiamo già dato notizia in anticipazione un'ora fa, perché Andrea Sottile, il nuovo allenatore dell'Udinese, ha siglato un contratto che lo lega al club friulano fino al 30 giugno 2023 con opzione per la stagione successiva. Il mister porta con sé i collaboratori Ignazio Cristian Bella, Gianluca Cristaldi e Salvatore Gentile. Chiaramente per Sottil è un ritorno al Friuli da giocatore prima e da allenatore dopo. Chiaramente i migliori auguri per questa nuova avventura in bianconero dopo l'ottimo campionato svolto con l'Ascoli. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione flash. Grazie ancora per la visione all'ascolto. Non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Le ulteriori news, come sempre, gli aggiornamenti sul nostro sito friulitv.net. Alla prossima. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.